Ciao a tutti, mi chiamo Yang Aisha, vengo dalla Cina. La Cina è un paese che ha una storia lunga 5.000 anni. Quattro grandi invenzioni cinesi hanno influenzato la storia della scienza e della tecnologia. La fabbricazione della carta, la bussola, la polvere da sparo e la stampa. Appena sono entrata nella stanza piena di libri a stampa nel museo, mi sono sentita molto emozionata. Sapevo fin da piccola che la carta era nata in Cina perché sono cresciuta in un piccolissimo paese di montagna che si chiama Tanzhai, l'unico dove ci sono tutti gli strumenti antichi per la fabbricazione della carta. Tutti i bambini di Tanzhai sanno come viene prodotta la carta. Nel 2010 la Repubblica Cinese ha costruito lì, davanti a casa nostra, un museo sulla produzione della carta. Nel museo sono spiegati tutti i passaggi per la produzione della carta. Il primo è tagliare la canna perché la carta è prodotta con il legno. Poi bisogna lavare, bagnare, cucinare, rompere, battere, produrre il foglio, farlo asciugare alla luce solare ed infine scoprire la carta. Tanzhai è diventata molto famosa tra i cinesi. Gli studenti vanno al museo per vedere come si produce la carta. Quando ho visto questo libro mi sentito il dolore di casa. Sono venuto qua in Italia quando avevo 17 anni. Durante questi 12 anni io ho studiato, ho lavorato, mi sono sposato con mio marito e ho avuto 2 bambini. Sono abituata a vivere in Italia. L'Italia è diventata la mia prima casa. Questo mi ha fatto venire la nostalgia della Cina. Mi manca la mia Cina, la mia città natale.